con Fabio Mazzer per parlare, possiamo anche parlare poi di campionato fine per quanto riguarda il tuo San Vendemiano, però parliamo di una cosa che avete fatto in settimana, e cioè una cena di ex giocatori e di ex dirigenti del Eclisse Careni Pivigina che avevano vinto il campionato nel 2010, se non ricordo male, e tu eri l'allenatore. Una bella cosa. Sì, assolutamente sì, è stata una serata e è ancora una serata bellissima da rivivere. Ci abbiamo pensato spesso a questo ritrovo negli anni, però poi dopo per un problema o l'altro non è mai andata in porto. Questa volta l'abbiamo cercato di fare con più convinzione, io e il Presidente, perché comunque rivedere tutti i ragazzi oggi per me è stato veramente bello, bellissimo, e anche tutto questo gruppo meraviglioso di dirigenti che qui a Pieve ci hanno sempre supportato e niente, è bello. Sì, ne parlavamo proprio in settimana anche in quel convegno che l'AI ha organizzato, di come inculcare, di come infondere la cultura sportiva. Questa è anche cultura sportiva, perché ritrovarsi dopo tanti anni tra amici è veramente una cosa bella e importante. Sì, anche perché il mio pensiero è sempre stato che alla base di una vittoria c'è sempre la costruzione di un gruppo, e la società ci ha sempre supportato in quegli anni lì, sono stato 7 anni a Pieve, sono stati 7 anni bellissimi davvero, ma proprio sotto tutti i punti di vista, non solo sotto l'aspetto dei risultati. E oggi rivedere i ragazzi con 15 anni in più, tanti era veramente la prima volta dopo 15 anni, e mi è dispiaciuto non poterli vedere negli anni passati, però niente, è veramente come essere ritornati indietro nel tempo, e la cultura sportiva mi ha insegnato che grazie a queste cose qua si riescono a raggiungere anche risultati in campo. Molti hanno già fatto il conto di quando dovrà vincere il prossimo campionato. Qualcuno si toccava un po' scaramanticamente, però insomma non sarebbe male dopo un po' di anni. Che diciamo? Mi è piaciuta anche la tua frase che quando passi per Pieve un'occhiata allo stadio lo dai. Beh, chiaramente sono rimasto veramente attaccato a questa società e anche a tutto il contesto. Pieve è diventata proprio la mia casa ad un certo punto, perché 7 anni sono tanti, e in quegli anni lì ero anche uno dei pochi allenatori che è rimasto tanto tempo così in una società. Mi dicevi della cultura di quando potrà ripetersi un campionato? Beh, io penso che il Careni stia facendo sempre dei campionati importanti, perché il campionato di eccellenza è veramente difficile. È un campionato impegnativo sotto tutti i punti di vista, e anche quest'anno, pur avendo avuto un inizio sicuramente magari un po' più difficile, però alla fine sono venuti fuori i valori dei ragazzi, dello staff, della società, e penso che oggi Pieve abbia una realtà importante, e come hai detto tu oggi, supportata anche da persone che hanno sempre fatto molto per il calcio a Pieve. Buona conclusione del tuo campionato con il tuo San Vendemiano. Sì, ti ringrazio, sicuramente una stagione positiva, piena di gioie. Abbiamo fatto un campionato sicuramente al di sopra delle nostre aspettative, però sono contento perché ho un gruppo di ragazzi che è migliorato molto in questi 2 anni, e niente, vedremo adesso cosa succederà. Finiamo il campionato e poi dopo vedremo il da farsi.